Si aggiunge un altro strumento per migliorare la protezione civile per la cittadinanza di Chiavari. Certo, è una cosa importantissima perché è legata alla prevenzione. Noi più che intervenire come protezione civile nel momento che succede qualcosa, dobbiamo stare molto attenti alla prevenzione. La prevenzione è fondamentale ed è fondamentale perché noi la facciamo, ma soprattutto do un messaggio ai cittadini: interessatevi, seguite le nostre indicazioni, seguite e soprattutto utilizzate questa app perché è fondamentale la prevenzione rispetto a poi quando succede un evento. È uno strumento innovativo ma al tempo stesso molto semplice. Si potrà installare in tutti gli smartphone, per cui ci sarà un collegamento diretto tra sindaco, che è responsabile della protezione civile per tutta la città di Chiavari, e la popolazione. Molto spesso utilizziamo per comunicare le decisioni prese in tempo reale i canali social network, ma questo amplia la gamma di persone che verranno raggiunte. Oltre ai tre classici colori dell'allerta, c'è un colore in più, l'azzurro. A cosa serve? L'azzurro serve a comunicare le criticità meteo che non generano un'allerta, e quindi il vento, la mareggiata o il disagio per il caldo o il freddo. Inoltre servono per comunicare alla popolazione le fasi operative, quindi che cosa sta veramente accadendo sul nostro territorio. In particolare serve per comunicare la fase di allarme, che è la fase più grave operativa, durante la quale il sindaco comunica alla popolazione di mettersi in sicurezza, salire ai piani alti e non cercare di mettere in sicurezza i propri beni. C'è anche il sistema di geolocazione per chi usa l'app. A cosa serve? L'utente può scegliere di essere geolocalizzato dalla app. Questo gli permetterà di ricevere dei messaggi specifici che verranno inviati a chi si trova in una determinata area.